Ad Agrigento questa sera nella chiesa di Santa Teresa in via Cicerone alle ore 19 il centro di bioetica Evangelium Vitae, diretto dal professor Enzo Di Natali, coordina un incontro su Ferdinando Cuffaro, già preside tra l'altro del liceo classico Empedocle. Ad Agrigento questa sera, venerdì 20 dicembre alle ore 19, nella parrocchia di Santa Teresa in via Cicerone, un incontro su azione pedagogica, impegno sociale, amore per la cultura, in Ferdinando Cuffaro, già preside anche tra l'altro del liceo classico Empedocle. Organizza l'iniziativa il centro di bioetica Evangelium Vitae, coordinato dal professor Enzo Di Natali. Tra i testimoni del Vangelo nella nostra diocesi di Agrigento è da annoverare anche il preside Ferdinando Cuffaro e noi lo vogliamo ricordare con un convegno il cui il relatore principale sarà il professor Lillo Sciortino, docente di filosofia, persona molto apprezzata nella cultura agrigentina e docente per molti anni presso il liceo classico Empedocle di Agrigento. Il professor Sciortino lavorò insieme al preside Cuffaro. Noi vogliamo ricordare questa figura di sposo e padre esemplare, soprattutto in questi tre aspetti: azione pedagogica. E perché? Perché il preside Cuffaro, nativo di Cianciana, si impegnò, lavorò molto nel mondo della scuola, convinto che attraverso la scuola, attraverso il sapere, noi possiamo riscattare lo spirito umano, la persona umana e possiamo dunque costruire una società a misura d'uomo. Lo vogliamo ricordare per il suo impegno sociale. Infatti il preside Ferdinando Cuffaro fu presente nei diversi organismi sindacali e fu presente anche nelle diverse associazioni ecclesiali perché voleva coniugare impegno sociale, promozione umana e Vangelo. Tanto che egli lavorò molto insieme a Monsignor Ligregni all'interno del Centro Studi Blandini, un centro studi sociali che negli anni 80 e 90 fu di pungolo nei confronti della politica agrigentina e fu anche costruttivo per una politica che avesse al centro il bene comune. Infine vogliamo ricordare il preside Ferdinando Cuffaro per l'amore verso la cultura, un'azione pedagogica segnata da una profonda conoscenza della letteratura, un amore verso la cultura. Ricordare il preside Cuffaro significa avere presente le sue lezioni di letteratura, il suo amore verso la Divina Commedia, la sua singolare interpretazione in alcuni passi, in alcuni canti della stessa opera dantesca. Dinanzi ad uno scenario culturale certamente non facile, dinanzi a delle incertezze, dinanzi ad una crisi esistenziale che noi oggi stiamo attraversando, oggi noi riscopriamo l'attualità di Ferdinando Cuffaro e lo vogliamo riscoprire, Ferdinando Cuffaro, nella collana I testimoni del Vangelo.